È uno degli effetti del propagarsi del contagio, mancano medici e infermieri. Sono 450 gli operatori sanitari veneti che in queste ore si trovano in quarantena, troppi per garantire il regolare funzionamento dei reparti. Si tratta di dipendenti che sono quasi tutti negativi al tampone e asintomatici, sono però entrati in contatto con pazienti contagiati e per questo motivo per loro è scattata la misura preventiva e l'isolamento domiciliare fiduciario per 14 giorni. Il presidente Zaia e l'assessore Lanzarin chiedono al governo che la norma venga modificata con una quarantena su base volontaria e per chi scelga di continuare a lavorare tampone quotidiano per controllare l'eventuale comparsa del virus. L'allarme personale arriva anche da Andrea Grisanti, direttore dell'unità operativa di microbiologia dell'azienda ospedaliera di Padova, che avverte si rischia di dover chiudere interi ospedali. A Treviso, l'ULSS 2 Marca Trevigiana, sono già state sospese le ferie, a Feltre rinviati molti interventi chirurgici, a Sant'Orso nel Vicentino 60 i dipendenti in isolamento, a Venezia sono fermi 290 operatori dell'ospedale, a Padova chiusi 3 reparti per contagi e quarantene. La soluzione, concorda Andrea Grisanti, potrebbe proprio essere quella di mantenere comunque in servizio chi è negativo e asintomatico, sottoponendolo tutti i giorni al test per 2 settimane.